11, buongiorno a tutti, puntuali, almeno noi lo siamo, immagino anche voi che ci seguite da casa, per questo mercoledì 27 ottobre, il nostro Focus TG, il nostro appuntamento dell'ora di pranzo, la nostra opportunità che vi diamo, insomma, per conoscere un po' le notizie delle ultime ore, quello che sta accadendo a nord-est. Insomma, intanto un punto fermo oggi è quello che alle 12:30 ci collegheremo con Marghera, con la sede regionale della Protezione Civile, per un punto della situazione sul Covid, sull'andamento della pandemia da parte del governatore Luca Zaia. Quindi alle 12:30 Marghera, Luca Zaia, questo per capire un po' come stanno andando sia i numeri di contagi ma anche la campagna vaccinale, perché anche qui insomma ci sono tra virgolette novità che poi vi darò. Fino alle 12:30 notizie, usciremo dallo studio, i nostri collegamenti. Purtroppo oggi la cronaca ci porta a Rovigo, poi andremo più nel dettaglio, ma intanto vi dico che c'è stato un gravissimo incidente stradale che ha visto coinvolte 4 persone, 4 giovanissimi, 3 purtroppo sono morti in questo incidente a Grignano, una frazione di Rovigo. Tutti ragazzi giovani, sono 2 minorenni e un 18enne, quindi loro 3 non ce l'hanno fatta, la loro auto si è schiantata contro un platano attorno a mezzanotte, mentre il quarto giovane è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni. Quindi insomma una cronaca davvero drammatica, quella che arriva da Rovigo per queste prime ore della giornata. Insomma, è proprio la prima notizia. Vi parlavo poco fa della campagna vaccinale perché in realtà insomma i numeri continuano a crescere e infatti il generale Figliuolo ha comunicato che siamo arrivati ormai all'86% della popolazione con più di 12 anni che risulta vaccinata. Insomma, è un bel balzo in avanti, in effetti. Adesso l'obiettivo è quello di sfondare la quota dell'86%, dice Figliuolo, e arrivare al 90%. Questo è il nuovo traguardo, mentre si sta parlando di terze dosi, eccetera, eccetera. Facciamo un salto sul Monte Grappa adesso, perché ieri è stata una giornata storica, perché è iniziata la demolizione dell'ex base NATO, un intervento che era durato da anni. Per noi è andato Alex Giuliano, vediamo un po' il racconto di questa giornata di ieri. Un abbattimento atteso da anni, una giornata storica per il Grappa, un passo importante sul sentiero per ridare lustro a tutta l'area tracciato a inizio settembre con il riconoscimento del Monte Grappa come riserva di biosfera UNESCO. Alla presenza del commissario generale per le onoranze dei caduti, il generale Gualtiero Mario De Cico, sono iniziati i lavori di demolizione dell'ex base NATO nell'area del Sacrario di Cima Grappa. L'obiettivo è quello di ridare alla montagna un aspetto fiero e incontaminato. Questo abbattimento per noi significa restituire decoro e dignità all'area sacra, quindi ripristinare l'aspetto originale di quando è stato costruito il Sacrario negli anni 30 e soprattutto si restituisce alle comunità locali la montagna nel suo naturale stato originale. Inizialmente previsti per i primi mesi del 2022, i lavori di abbattimento hanno subito un'accelerata grazie anche all'intervento della Regione Veneto. L'attività sostanzialmente comprende 2 fasi, una prima fase che è iniziata questa mattina della durata di circa 10 giorni, che prevede la demolizione vera e propria dell'ex base NATO, delle strutture annesse, di un traliccio per le comunicazioni che si trova nella zona arretrata del sito in cui ci troviamo. Successivamente si avvierà una seconda fase, che è la fase di recupero dei materiali inerti e di triturazione dei residui. Anche quella dovrebbe avere all'incirca una durata di 20 giorni lavorativi, sempre salvo condizioni favorevoli. Dovremmo concludere questa attività entro il mese di novembre. In primavera si provvederà a ricoprire l'area della demolizione con terreno, piante e alberi per ricostruirne l'aspetto originale. Il passo successivo sarà il restauro di tutto il complesso di Cima Grappa con i sepolcreti, la caserma Milano e la galleria Vittorio Emanuele III. Che bel panorama davvero, e che notizia insomma importante per il Monte Grappa, per il futuro, per i suoi caduti. Insomma è davvero un luogo molto affascinante questo. Abbiamo
aperto questo nostro focus parlando dell'incidente di Rovigo, un incidente stradale in cui hanno perso la vita 3 giovani e un quarto è gravemente ferito, e con la campagna vaccinale adesso si punta al 90% con cifre quindi ancora in aumento. E un'altra notizia che però di questi giorni riguarda, diciamo, il confine, a proposito di Rovigo, tra Rovigo e Padova, con Anguillara Veneta protagonista, una città, un comune che ha dato i natali al trisnonno di Bolsonaro, che è il presidente del Brasile. Allora oggi apprendiamo che pare ormai sicuro che Bolsonaro andrà in visita ad Anguillara Veneta per ricevere la cittadinanza onoraria. Una cittadinanza onoraria che gli è stata conferita dal Consiglio Comunale di Anguillara Veneta, che però ha, diciamo, creato parecchie polemiche legate, queste polemiche, insomma, alla figura di Bolsonaro, che è controversa. Proprio oggi arrivano delle accuse pesanti a lui in Brasile legate alla gestione della pandemia. Insomma, è una sorta di negazionista, non dimentichiamolo, Bolsonaro. Ma prima di vedere il servizio, perché qui si cambia in corsa la scaletta ovviamente, come è giusto che sia, prima di andare ad Anguillara Veneta con Chiara Gaiani, io andrei a Rovigo con Francesco Ratai, che vedo collegato con noi in diretta e che, insomma, purtroppo ha un compito ingrato oggi, che è quello di occuparsi di questo incidente drammatico che è avvenuto attorno a mezzanotte a Grignano, che è una frazione di Rovigo. Francesco, un po' raccontaci dove sei e cosa stai facendo. Buongiorno Federico, non so se mi vedete, perché sì. Io al momento non vi vedo. Sì, è tutto a posto, vai pure tranquillo, perfetto. Ti vediamo bene. Ci troviamo lungo la strada provinciale 27 che collega Rovigo con Grignano Polesine, una frazione del capoluogo. Qua, l'hai detto tu, è successa una tragedia, sono morti 3 ragazzi, sono Marco Stocco di 18 anni, Filippo Bettarello di 17 e Michael Zanforlin, sempre di 17. Un quarto ragazzo che era in macchina con loro, appena sedicenne, è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Rovigo, adesso in terapia intensiva. È successo tutto stanotte, i ragazzi tornavano da Rovigo, andavano verso Grignano e da soli si sono schiantati su un albero. Scusate, l'emozione è veramente tanta, perché pensare a queste 3 giovani vite spezzate è veramente doloroso e lancinante. Sono in quei casi, Francesco, in cui adesso non è un luogo comune, ma non è facile fare il nostro lavoro in questi casi, per tanti motivi, perché insomma si deve raccontare il dolore, che non è mai semplice, si deve essere lucidi, ma nello stesso tempo, insomma, le emozioni ci sono, soprattutto per chi magari come te va sul posto, vede il luogo dell'incidente, magari anche semplicemente vedere che ne so, un pezzo di lamiera, una targa che rimane lì staccata dall'auto, provoca delle emozioni forti. Esattamente, Federico. I ragazzi sono usciti da soli di strada, non ci sono altre auto coinvolte. A dare l'allarme è stato un vigile del fuoco che, tornando a casa dal suo turno, ha visto la macchina con i fari accesi schiantata sul platono, al che sono partiti i soccorsi, sono arrivati 3 mezzi dei vigili del fuoco, è arrivata la polizia stradale, è arrivato il SUEM, hanno provato a estrarre i corpi dalle lamiere, hanno provato a rianimarli, purtroppo per i ragazzi non c'è stato nulla da fare. Sono appunto mancati sul colpo. Il terzo è stato ricoverato all'ospedale di Rovigo, adesso ci dicono essere in terapia intensiva in condizioni molto gravi. Sul posto stamattina ne siamo arrivati, abbiamo incontrato un'amica dei 3 giovani che ha voluto portare un fiore, un ricordo per queste 3 vite spezzate, e ci ha detto erano delle persone speciali, erano dei ragazzi veramente speciali che lasciano alla comunità di Rovigo un vuoto immenso. Questo da Rovigo, Federico. Grazie Francesco, immagino che adesso insomma rimarrai ancora lì un po' per cercare di raccogliere altre testimonianze, altre dichiarazioni. Abbiamo sentito anche dei vicini che ci hanno, dei residenti del posto, siamo in aperta campagna, sono pochissime le case, però ci hanno confermato che questa strada è una strada molto pericolosa,
probabilmente adesso le cause dell'incidente lo stabiliranno. Però la presenza degli alberi già di per sé ovviamente creano pericolo. Una residente ci diceva che su questa strada perde la vita, c'è un incidente mortale quasi ogni anno, quindi sono molte le persone. L'abbiamo visto anche più avanti, c'è un albero con un mazzo di fiori che è sicuramente il ricordo di qualcun altro che è mancato lungo la strada provinciale 27. Grazie Francesco Ratai, grazie mille. Grazie ovviamente a voi. è tutta una dinamica di quello che è accaduto da accertare, ma insomma si arriva tardi poi sempre a fare questi ragionamenti. Grazie Francesco, buon lavoro naturalmente a te, e poi il servizio o i servizi con gli approfondimenti del caso nel telegiornali di Telenord-Est in particolare, ma immagino insomma anche negli altri telegiornali delle nostre emittenti. Buona giornata Francesco, e vi raccontavo poco fa di Anguillara Veneta, che insomma comunque parliamo di Rodigino, stessa zona in cui è Francesco, anche se Francesco è vicino al capoluogo, vicino a Rovigolo. Qui invece parliamo di una zona più a nord, a ridosso del fiume Adige e al confine con la provincia di Padova. E dicevo di Bolsonaro, allora della sua cittadinanza onoraria, che probabilmente ritirerà nei prossimi giorni, è da stabilire comunque attorno al fine settimana. Sentiamo il racconto di Chiara Gaiani. È terra di Bolsonaro con la Z, Anguillara Veneta. Nel corso del Consiglio Comunale di lunedì 25 ottobre, questo paese di 4.000 anime, lembo di pianura veneta e confini tra Padova e Rovigo, ha conferito la cittadinanza onoraria a Jair Messias Bolsonaro, il presidente del Brasile. Riunione tesissima quella di lunedì, con un consigliere di minoranza che lascia l'aula e alla fine il voto dei 9 consiglieri di maggioranza, sindaco in testa, che ci spiega le motivazioni. Anzi di 1.000 abitanti di Anguillara sono emigrati verso il Brasile, tra cui anche i parenti discendenti diretti del presidente Bolsonaro. Noi ieri abbiamo riconosciuto la cittadinanza di fatto onoraria al presidente, ma non è così. Noi abbiamo riconosciuto la cittadinanza onoraria a un paese, abbiamo riconosciuto la cittadinanza onoraria al Brasile. Terra d'emigrazione Anguillara Veneta. Da qui nel 1888 partirono gli avi del presidente del Brasile, in particolare il trisavolo Vittorio Bolsonaro. Sono partiti con la famiglia nel 1888. Lui era ancora bambino e sono arrivati nella terra del Brasile e pian piano ovviamente hanno sviluppato la loro discendenza, la loro famiglia, fino ad arrivare a dare i natali anche al presidente attuale Bolsonaro. Non ci sta la minoranza, pronta a continuare la battaglia su una scelta contraria alla Costituzione, dice. La cittadinanza è la massima onorificenza che un comune può dare a una persona e la dà elevandolo a modello di una comunità. Quindi non si sta elevando qui gli immigrati italiani in Brasile. La delibera dice che stiamo elevando a modello di questa comunità Bolsonaro. E ripeto, come possiamo prendere a modello una persona di sinistra, di destra, di non si sa che corrente politica, che si mette apertamente in contrasto con i principi della Costituzione? È qualcosa che a noi lascia allibiti francamente. Un presidente controverso Bolsonaro, ma il sindaco Buoso si dichiara pronto a farsi voce dei più deboli. Ad Anguillara Veneta, il presidente del Brasile in Italia fino a ottobre per il G20 a Roma, sarebbe atteso per il 1° novembre. La minoranza è decisa a non mollare. Ci troveremo in questi giorni con le varie forze democratiche di sinistra, centro e destra per discutere quali sono gli strumenti istituzionali che ci permettano se non altro di rimediare a quello che per noi è un sopruso, trovare un modo corretto, ovviamente non violento perché noi siamo contro la violenza assolutamente, ma un modo istituzionale, democratico per far rinsavire, io dico a questo punto rinsavire l'amministrazione e farla tornare sui suoi passi. Ma chiamerete i cittadini ad esprimersi? È quello che avrebbero dovuto fare loro. 12 e 14 minuti, insomma una polemica piuttosto forte ad Anguillara che ruota attorno a questa cittadinanza onoraria per il presidente del Brasile. Ci fermiamo per un attimo, poi torniamo. Vi ricordo che alle 12:30 ci collegheremo con Marghera, sala della Protezione Civile regionale, per un punto sulla pandemia del governatore Luca Zaia.
12:19, siamo insieme da mezzogiorno, alle 12:30 andremo a Marghera per collegarci con la Protezione Civile, dove il punto della pandemia sarà fatto dal Presidente del Veneto, Luca Zaia. Abbiamo parlato della tragedia di Rovigo, dove in un incidente stradale hanno perso la vita 3 giovani e un quarto è gravemente ferito. Adesso ancora cronaca, purtroppo ancora un'altra tragedia a Verona, perché forse l'avete sentito nelle scorse ore, una madre ha tolto la vita alle sue 2 bambine per poi fuggire e un po' anche in questo caso facciamo il punto della situazione con il servizio di Anna De Roberto. Sì, ci hanno mobilitato per cercare appunto questa persona scomparsa e adesso vedremo di fare il punto della situazione con i nostri responsabili che sono qua sul luogo. Forse una tragedia familiare, ancora un caso con molti punti oscuri. 2 bambine di 11 e 3 anni sono state trovate senza vita questa mattina nella comunità Mabba Bambino in quartiere San Pancrazio, alloggio gestito dal comune di Verona. La mamma delle piccole, una donna cingalese, ha fatto perdere le sue tracce. Nella stanza dove sono state trovate le bambine nessun segno di violenza o colluttazione, tutto è stato trovato in ordine. Erano ospitate nella casa alloggio da gennaio, da quando il Tribunale dei minori di Venezia ne aveva disposto l'allontanamento da casa a causa del marito violento e tossicodipendente. La drammatica scoperta dei cadaveri questa mattina dagli operatori presenti 24 ore su 24 nella struttura. L'allarme è scattato immediatamente, subito sono partite le ricerche della donna lungo le sponde dell'Adige. In volo si è elevato l'elicottero a terra e i cani molecolari del gruppo cinofili. Siamo attrezzati con aeroplani e droni e siamo in attesa di istruzioni dai vigili del fuoco per eventuale intervento. Al momento non possiamo operare perché l'elicottero è in azione. Tristezza, tanta. Purtroppo queste tragedie colpiscono tutti, la comunità, e ci lascia senza parole. Siamo qui cercando di aiutare la comunità in quello che è possibile per risolvere questo brutto momento. La donna avrebbe potuto compiere un gesto estremo. Delle indagini si sta occupando la squadra mobile della Questura di Verona, mentre il magistrato ha disposto l'autopsia sul corpo delle bambine per accertare l'esatta causa della loro morte. Sul posto sono arrivati subito il sindaco di Verona, Federico Sbuorina, e l'assessore al sociale, Daniela Maellere. Intanto sulla cancellata della casa alloggio è già comparso un mazzo di fiori bianchi, un inno all'innocenza, quella delle bambine, 2 giovani anime volate in cielo troppo presto. Eccoci ancora in studio dopo questa tragedia di Verona, che tra l'altro ha uno sviluppo, perché è arrivata questa mattina la notizia che sono riprese le ricerche della donna di 34 anni scomparsa e sospettata di aver ucciso nella casa accoglienza di Verona le sue figlie di 3 e 11 anni. E adesso ci sarà l'autopsia ovviamente, e da fonti investigative si è appreso che il cellulare della donna risulta attivo, quindi le ricerche si stanno concentrando sulle ultime chiamate effettuate e sulla geolocalizzazione, cioè per capire dove si può trovare in questo momento il cellulare, sempre sperando che possa essere nelle mani della donna, insomma, quindi la si è ripresa a cercare. Sono le 12:22, facciamo un'altra, anzi non facciamo la pausa perché rapidamente, anzi chiedo a Tiziana di aspettarci un attimo, pausa velocissima, poi andiamo a Belluno. (12:28), bentornati, andiamo tra poco a Marghera dove c'è il presidente Luca Zaia, ma prima voliamo a Longarone con Tiziana Bolognani. È una bella giornata, vedo un sole e un cielo sereno. Cosa fai a Longarone, Tiziana? Cosa è successo nelle scorse ore? Raccontaci un po'. Sì, buonasera, buongiorno con questa giornata di sole magica, questo foliage che vedete tipicamente autunnale. Sono a Longarone perché sto andando ad intervistare il sindaco Roberto Padrin. Sapete che da un paio di giorni la decisione abbastanza importante e anche severa di chiudere la scuola elementare e la scuola materna di Castellavazzo. Castellavazzo è il comune che si è fuso con Longarone alcuni anni fa. Perché? Perché
all'interno della scuola è stato riscontrato un cluster di Covid che interessa sia gli alunni che gli insegnanti. Ecco, questa è una situazione che si viene monitorata. Pensate che a Castellavazzo, che è una località a pochissimi chilometri dal centro di Longarone, adesso mi sposto così vedete anche in lontananza dietro di me il municipio di Longarone, cerco di farvelo vedere se posso, vediamo. Se riesco anche ad avere pratica con questo nuovo strumento. Fanno comune unico Longarone e Castellavazzo, e il sindaco ieri sera ha deciso di tenere la scuola chiusa fino almeno al 2 di novembre. Nel frattempo sono oltre 147 le persone fra isolamento e quarantena a Castellavazzo, e quindi insomma la situazione è, diciamo così, abbastanza preoccupante. Per un comune così, insomma, medio-piccolo è un numero importante. Diciamo di sì, che è una situazione preoccupante, e vi dico anche che è anche anomala, perché ricordiamo che durante il periodo del Covid Longarone fu uno dei comuni letteralmente Covid free, non venne registrato in questo comune nemmeno un caso, e poi invece nella seconda ondata sono iniziati a manifestarsi, ecco, i sintomi di questo virus, che effettivamente continua a non mollare la presa, ed è evidente che bisogna stare attenti, bisogna avere la massima con sviluppi sempre imprevedibili. Esatto. Tiziana, quella è una zona anche colpita da Vaia, insomma c'è una ricorrenza importante in questi giorni. Certo, con Padrin, che è anche presidente della provincia, ricorderemo l'anniversario di Vaia fra il 28 e il 29 di ottobre di 3 anni fa. Sapete, quella tempesta, quell'uragano che cambiò decisamente i connotati alla provincia di Belluno, e Padrin, dopo un vertice in prefettura con il coordinamento della protezione civile regionale, assunse questa decisione abbastanza unica e sicuramente rara di chiudere tutte le aziende della zona industriale di Longarone, anzitempo di fare uscire i lavoratori e di invitare tutti a non uscire dalle proprie abitazioni sin dalle 18. Il finimondo si scatenò di lì a poche ore, ed ecco perché assieme a Padrin ricorderemo quelle ore drammatiche, ore poi settimane, e sappiamo che i segni di Vaia sono ancora visibili, tangibili. Le nostre montagne, il nostro territorio è stato seriamente danneggiato. Tutt'oggi si stanno facendo grandissimi lavori molto importanti di consolidamento, di ripristino di scarpate, di torrenti, di fiumi, anche rinforzate le barriere di protezione, perché insomma il tempo, il clima, il cambiamento climatico ci ha fatto facilmente intuire che non si può stare tranquilli. È iniziato naturalmente, è iniziato e non si è mai conclusa il lavoro di pulizia dei boschi, laddove naturalmente si può arrivare con facilità. Altrove invece questi tronchi restano ancora ben visibili. Se ricordate quelle immagini, no? Sembravano dei tronchi letteralmente scorticati sui versanti, bene. Sembravano, ragazzi, il gioco dello Shanghai. Sembravano dei bastoncini, esatto, e sono ancora lì. In questi mesi si è fatto più presente il problema del contagio del bostrico, che è un insetto che colpisce proprio i tronchi e che poi rovina le piantagioni, rovina i boschi, e c'è grandissima attenzione anche da parte dei servizi forestali regionali per cercare di sistemare, ecco, il territorio nel più breve tempo possibile. Perché c'è anche la stagione invernale. Tiziana, non vorrei troncare la conversazione, perché intanto stiamo vedendo che potrebbe arrivare, quindi preferisco prendermi qualche secondo, salutarti, ringraziarti, augurarti Federico, buon lavoro naturalmente e buona continuazione. Ciao Tiziana, grazie di questo collegamento da
Longarone. Noi infatti dicevo che non volevo troncare la conversazione perché siamo in attesa, e solitamente insomma c'è grande puntualità, di vedere il Presidente del Veneto Luca Zaia entrare in questa sala che ormai conosciamo bene, è la sala della Protezione Civile regionale. Siamo a Marghera con i nostri colleghi che sono lì presenti per raccogliere le dichiarazioni di Zaia sulla pandemia, sul coronavirus, sul Covid, cioè insomma probabilmente un punto della situazione che farà sia sui numeri per capire se c'è realmente, come abbiamo visto negli ultimi giorni, un incremento dei casi positivi, ma soprattutto per capire se è un incremento che può insomma preoccupare. Al momento no, direi, credo proprio di no. Immagino che si parlerà anche di terza dose, Zaia l'ha già detto nelle scorse ore, noi siamo pronti, basta che la comunità scientifica ci dia il via libera, noi ci organizziamo per la terza dose consigliata a tutti. Abbiamo visto che si va in questa direzione, pare un po' deciso che sarà questo il futuro, e poi insomma forse anche il Green Pass, e quindi capire come sta andando da questo punto di vista il rapporto tra Green Pass soprattutto e mondo del lavoro, aziende e lavoratori, perché c'è tutta la questione dei tamponi aperta per chi non è ancora vaccinato e quindi deve fare fondamentalmente il tampone per poter accedere al luogo di lavoro. Sappiamo insomma che può anche essere un Green Pass legato alla guarigione, ma credo che la maggior parte dei casi siano persone non vaccinate che devono fare il tampone prima di andare a lavorare per poter avere accesso e diritto, come dicevamo, al Green Pass. Ci siamo occupati questa mattina del grave incidente stradale a Rovigo con 3 ragazzi giovanissimi, un 18enne e gli altri addirittura minorenni, che hanno perso la vita alle porte di Rovigo, a Grignano per la precisione, che è una frazione di Rovigo. E poi abbiamo insomma fatto un salto anche a Verona, dove ieri c'è stata quest'altra tragedia della mamma ospite di una comunità di accoglienza che avrebbe, perché al momento insomma è sospettata, non è sicuro che sia andata così, avrebbe ucciso le sue 2 figlie e poi sarebbe fuggita. Al momento ci sono le ricerche in corso lungo le sponde del fiume Adige, lì vicino, ma anche sembra che il telefono cellulare della donna sia acceso e quindi si sta cercando di rintracciare l'apparecchio proprio per capire se la donna ce l'ha con sé. E a proposito di dosi, a proposito di vaccino, a proposito di copertura vaccinale, il generale Figliuolo, che sta guidando ormai da mesi la regia della campagna vaccinale, ha detto che ci sono 46 milioni e mezzo di italiani che sono protetti dal virus attraverso il vaccino e che sono circa l'86% della popolazione con più di 12 anni, quindi saremmo arrivati a questa cifra, 86%, una cifra molto alta, e che adesso il prossimo obiettivo è arrivare addirittura al 90%, una cifra, una percentuale anzi, che sarebbe davvero molto molto alta. Vediamo se Luca Zaia, che stiamo aspettando qui a Marghera, anzi io non sono a Marghera, ma i nostri colleghi che vedete sono, l'occhio della telecamera ci mostra che siamo collegati con la sala della Protezione Civile regionale di Marghera. Ecco, da lì potrebbe anche parlare di questo, cioè della copertura vaccinale, della percentuale che abbiamo raggiunto e il fatto che andiamo verso il 90%. E arriva una notizia così un po', diciamo, che riguarda comunque la nostra quotidianità, che arriva dal mondo dell'agricoltura, perché la Coldiretti ci comunica che verdure e ortaggi e piante di agrumi con le campagne allagate, infatti ci sono stati alcuni territori colpiti intensamente dalle piogge nei giorni scorsi, potrebbe portare dei danni addirittura incalcolabili, soprattutto, vabbè, l'abbiamo visto in queste ore, soprattutto la Sicilia, che ha il 92% dei comuni che sono a rischio frane o alluvioni, e abbiamo visto nelle ultime ore in effetti una situazione davvero di emergenza, specialmente nella piana di Catania, nella zona di Catania, legata proprio al maltempo. Ecco. Direi che ci siamo, è arrivato il Presidente del Veneto e quindi lasciamo la parola
Gli 8 minuti di ritardo sono dovuti a problemi tecnici non nostri, ci hanno detto di ritardare, quindi ci scusiamo con voi e con tutti quelli che erano in attesa. Oggi riteniamo doveroso di fare un punto nave, come si direbbe, rispetto alla condizione, a tutte le attività connesse alla pandemia e quindi all'infezione al Covid. Presenti sono ovviamente l'assessore Ranzarini, che conoscete, l'assessore della sanità, e la dottoressa Russo, che è massimo responsabile della prevenzione. Oltretutto voglio ricordare che è stata ed è figura strategica, perché poi riferimento nazionale Provanesi, ne approfitto anche per ringraziare, perché il convegno di lunedì è merito suo, a parte l'organizzazione, ma anche per i contatti che abbiamo, perché comunque quando si parla di prevenzione a livello nazionale il Veneto dice la sua, anche perché coordina il gruppo di lavoro. Quindi qui siamo anche laboratorio di molte iniziative che magari qualcuno ha preso sorridendo, però poi alla fine gli sono scese le lacrime negli occhi. Detto questo, prego. L'altro filosofo greco della città. Lacrime, non so. Un inizio malincomo, no? Scoa nuova, scoa meglio. No, ti basta. Allora, grazie. Partirei col bollettino, poi 2 considerazioni sul bollettino e dopo passo per la dottoressa Russo. Tamponi molecolari, pensate, 7 milioni e 41 mila, 833. Test rapidi, ho detti anche tamponi rapidi, 8.721.626. Manca il bollettino da oggi. No, te lo sto portando. Sì, grazie. Il totale dei test fatti dal 21 febbraio 2020 ad oggi, pensate, sono 15.763.459. 15.763.459 a stamattina. Mi viene in mente che quel 21 febbraio, quando dissi di fare 3.500 tamponi a vo', mi hanno detto: questo sei matto, perché 3.500 ci mettiamo mesi a farli. Abbiamo fatto 15 milioni. Numero dei positivi dall'inizio dell'infezione sono 478.000 certificati, dopo tutti gli altri asintomatici che non abbiamo testato, non sappiamo quanti siano stati. 478.509. I positivi ad oggi, il dato che ci interessa, ad oggi ci sono 9.743 persone, tra le quali studenti, dopo vi dirà la dottoressa Russo. Oggi farà un focus sulla scuola, perché ci interessa dare un dato, anche qui un punto nave sulla scuola, perché se andate a vedere, ma ne parliamo dopo, 9.740 9 milioni sarebbe. Rivolgiamo un altro, 9.743. Positivi delle ultime 24 ore, 539. Fissiamolo bene sto dato, no? Però un dato che ha una giustificazione. Facciamo ormai sui 100.000 tamponi al giorno, ieri ne abbiamo fatti 83.184, 539 positivi, sono 0,65% di incidenza, ed è assolutamente in linea con il fatto che abbiamo ancora un'incidenza bassa, cioè il numero di positivi sui tamponi. Allora, 0,65% di incidenza, 83.184 tamponi, 539 positivi. Ovvio che questo fa parte di quello che è lo screening del Green Pass, che è indirettamente una forma di screening, diciamo, molto più presente sulla popolazione. Ricoverati in totale sono 239 persone, meno 7 sul totale, e questi meno 7 sono così distribuiti. 205 persone ce le abbiamo in area non critica, 34 in area critica. Avevamo toccato la punta di 30 persone in area critica, in terapia intensiva. Oggi in terapia intensiva sono 34, quindi più 4 meno 11 fa
meno 7. Totale 239 persone in ospedale. Terapie intensive non Covid, oltre a quei 34, ne abbiamo 350 di pazienti che sono, come dico sempre, il segno di ospedali che accelerano e cercano di recuperare anche molte prestazioni che avevamo in sospeso. Vi ricordo che noi l'esito del Covid sono quelle 500.000 prestazioni. Non so se oggi abbiamo anche un aggiornamento sulle prestazioni. No, lo stiamo raccogliendo. Quindi ve lo portiamo in settimana. È un po' più articolato, no? Se possiamo per venerdì. Lo stanno facendo anche specialità per specialità. Quindi. Totale morti 11.820 più 3. Dimessi 23.670. Allora, considerazioni, il virus c'è, siamo in pandemia. Lo dico perché a volte, l'ho detto anche lunedì al convegno se non ricordo male, c'è la preoccupazione della festa grande, come si dice in Veneto. Io ce l'ho, come ce l'hanno molti osservatori. Facciamo una vita pressoché normale, perché se ci pensate, l'ultimo baluardo, diciamo, di quello che può essere il segno del Covid da un punto di vista fisico percettibile, non vi sto parlando di Green Pass e altre robe, è rappresentato dalla mascherina. Mascherina che è stata accolta sicuramente non come favore. Perché vi ricordo anche che quando siamo partiti con le ordinanze, io me ne ricordo l'ordinanza sulla mascherina, mi ricordo gli insulti, però oggi ne viene fuori da uno spaccato internazionale che la banalità, se volete, del dispositivo di protezione è quella che ha cambiato il corso della storia, assieme ai vaccini. Però la mascherina nei paesi dove è stata abbandonata, penso alla Gran Bretagna tanto per citarne uno, nonostante le vaccinazioni, nonostante tutte le riflessioni che si possono fare, nonostante un modello anche, diciamolo fino in fondo, di medicina territoriale radicalmente diverso dal nostro, piuttosto che in altri paesi, penso a quello che sta accadendo in Bulgaria adesso, piuttosto che in Russia, il dispositivo di protezione è comunque già un buon salvacondotto. Quindi quando tu hai 539 persone positive nelle 24 ore, significa che il virus c'è nella comunità. E significa che se tu ti fai delle sedute in una cabina telefonica o in una sauna assieme a queste persone, torni a casa con l'omaggio, se così lo possiamo definire. Allora, qual è la preoccupazione? È che non si abbassi la guardia. Penso che dobbiamo guardare in faccia la realtà, penso che dobbiamo dire che siamo in una fase di assoluta convivenza con il virus e di assoluta tranquillità nella gestione in questa fase, perché noi abbiamo 234 persone in ospedale che sono assolutamente un contingente di pazienti che riusciamo a gestire. Ringrazio tutti i sanitari per gli sforzi che stanno facendo, che hanno fatto. Non vengo a fare discorsi di allarmismo, ma dico anche di non abbassare la guardia. Ovvio è che non si può escludere a priori un colpo di coda, perché stiamo parlando di un virus che ha impatto sull'apparato respiratorio, stiamo parlando di un virus che comunque ha fra virgolette, un comportamento simile a quello dei virus influenzali, e stiamo parlando di un periodo che è critico. Per questo oggi abbiamo chiesto alla dottoressa Russo di essere qui, perché comunque gli assembramenti in un periodo dove ci si chiude in casa, ci si chiude nelle stanze, ci porta a qualche esposizione, diciamo, critica. Allora, colpi di coda non ne possiamo escludere, non vorrei che qualcuno pensasse che è finita. È altrettanto vero che la vaccinazione sta funzionando. Non riescono a stamparlo però. Sì, comunque guardate, oggi abbiamo nelle ultime 24 ore 12.403 vaccini. Mi interessa dirvi che stiamo galoppando verso i 7.200.000 dosi. Esattamente ad oggi sono 7.191.812 dosi. E la copertura qual è? Adesso ve lo dico. La tua premura? No, volevo saperla. Però sei impaziente. Volevo dirvi un'altra cosa, perdonami Michela, che noi abbiamo i booster 5.238 dosi nelle ultime 24 ore. Siamo arrivati a 81.591 dosi booster, terza dosi. Capite che per noi questo, nel nostro report quotidiano, l'abbiamo fatto scrivere in rosso,
Perché sapete perché? Perché per noi terza dose significa anziani, soprattutto RSA. Ovviamente oggi nella terza dose vi ricordo, ed è un appello che faccio ai cittadini, che è praticabile dal 60° anno in su. Quindi l'appello che faccio a tutti i sessantenni che hanno avuto l'ultima dose da 6 mesi, quindi si sono trascorsi più di 6 mesi della seconda dose, valutino nella loro libertà decisionale, perché è accesso volontario, di farsi la terza dose. Il professor Palù l'altro giorno ha detto nel suo ragionamento, dice attenzione che tutti gli studi dicono che la terza dose è quella che dà il picco totale di anticorpi. E il vaccino funziona. Io ho fatto ad esempio il titolo anticorpale per lo studio che si fa, insomma, e lo studio che è mondiale, lo studio penso, quello che del prelievo del serologico, e si vedono che le 2 dosi, ad esempio nel mio caso di Pfizer, hanno dato una risposta di 1480 BU, non so come sia l'unità di misura, comunque considerate che sopra i 32 si ritiene che sia presente l'anticorpo, quindi le 2 dosi già danno una buona risposta. La terza dose viene definita booster, cioè è la volta, diciamo, che serve per dare il massimo della copertura. Ricordo che negli anziani perché siamo preoccupati? Perché la risposta immunitaria dell'anziano è molto più bassa di quella di un giovane, quindi è probabile che ci sia anche una diminuzione della difesa anticorpale indotta, cioè dai vaccini che hanno fatto. Abbiamo ancora oggi un buon dato che la presenza di contagiati tra i 30.000 dell'RSA del Veneto sono quanti oggi? Cioè 30 persone? Sì, erano la settimana scorsa, adesso non ho il dato, la fine settimana erano 28, quindi insomma 28 persone positive nei 30.000. Quindi capite che noi continuiamo ad essere aggressivi con i controlli, nel senso che facciamo i tamponi ogni 20 giorni, si fanno tutte le pratiche possibili e immaginabili per, diciamo, arginare il rischio del contagio. Direi che ad oggi, insomma, è sotto controllo. Quali sono i dati? Allora, la media regionale è 84,3, anzi 0,4 a dirla proprio esattamente a stamattina. Sì. Per la prima dose? No, che i cittadini in età vaccinabile over 12 che hanno intrapreso il percorso, quindi saranno quelli con la prima, quelli con la seconda, quelli con la prenotazione. Però insomma prenotazione siamo ormai in tempo reale praticamente. Allora, over 80, 98%, 70, 79. Questo è il ciclo completo? No, scusate, vi do, ho fatto un errore, grazie. Over 80, 99,9, praticamente quasi tutti. Vi parlo di cicli completi e in definizione. 70-79 anni, 92,9. 60-69 anni, fermatemi se vado veloce, 89,6. 50-59, 85,1. Siamo stati bravi. 40-49, 79. 30-39, 78,2. 78,2. Sì, 30, 39, 78,2, scusami. 20-29, questi sono gli outsider, 82,8. Cioè la fascia d'età 20-29, diciamo in proporzione, ha superato due classi di due fasce d'età successive ed è comunque una tra le più performanti, 82,8. Cioè ragazzi peraltro che sono o fanno l'università o lavorano. 20-29 e poi 12-19 68,7. Quindi capite che la vaccinazione sta andando avanti. Per dirvi, noi come prime dosi, se possiamo dire,
le prime dosi di ieri sono 1417. E le seconde 574. Sì, nel totale di 12.000. E poi altri 5.000. Allora, appello alla prudenza, mascherina, distanziamento sociale, non sottovalutate questo aspetto. Altro appello, sento spesso la frase dire non preoccuparti, tanto sono vaccinato. Quante volte l'avete sentita questa frase? Allora, la certezza non c'è per nulla al 100%, però è pur vero, non sto dicendo che la vaccinazione non funziona, però il vaccinato non può pensare di avere, come si può dire, la tranquillità di comportarsi come che non ci fosse più problema. Il vaccinato ha statisticamente una riduzione della possibilità di infettarsi di 6,6 volte, cioè vuol dire che se metto uno non vaccinato e uno vaccinato a fianco e hanno contatto con il virus, il vaccinato ha 6,6 volte in meno la possibilità di infettarsi. Peraltro il vaccinato, per infezione intendiamo ritrovare la presenza del virus nelle sue narici, nelle vie respiratorie, e punto, ci fermiamo lì. L'ospedalizzazione tra un vaccinato e un non vaccinato aumenta di 8,2 volte nel non vaccinato. Ciò vuol dire allora che il non vaccinato ha 6,6 volte in più la possibilità di infettarsi, il non vaccinato, e 8,2 volte in più la possibilità di essere ospedalizzato. Il vaccinato, c'è un altro dato importante che ormai la letteratura scientifica riporta, comunque se si infetta nella stragrande maggioranza dei casi è asintomatico, cioè non sviluppa malattia, e qualora sviluppa sintomi, sono sintomi diciamo di gran lunga inferiore a evidenze cliniche che abbiamo nel non vaccinato. Questo per dire che la vaccinazione resta volontaria, ma è stata per noi oggi, diciamo, la chiave di volta della pandemia. A me spiace che ci sia questo dibattito, lo comprendo, perché mi metto nei panni anche di chi magari ha paura, titubanza, eccetera, al massimo rispetto di chi non vuole vaccinarsi, ci mancherebbe. Cioè, non ho mai creduto che la soluzione sia l'obbligatorietà, questo l'ho sempre detto, se non lo sto dicendo degli anni, perché parlare di obbligatorietà vuol dire accarezzare anche una forma di ipocrisia, no? Perché l'obbligatorietà vera è l'obbligatorietà della vaccinazione coatta, no? Ma l'obbligo coatto a vaccinarsi in un paese democratico civile non è mai esistito. Quindi io penso che parlare di obbligatorietà sia assolutamente, per quanto mi riguarda, insostenibile. L'abbiamo già visto con gli 11 vaccini obbligatori per i bambini. Noi fra l'altro venivamo da 10 anni di non obbligatorietà vaccinale, ed è innegabile che non tutti, ovvero il 100% dei bimbi, siano vaccinati. Ma se guardate la storia delle vaccinazioni, lasciate perdere il Covid, nel mondo anche i paesi che si ritengono più civili, più performanti, la Germania stessa, nessuno arriva al 100% di vaccinazione. Ci sarà pure uno che dice mi non me lo faccio, no? Ovvio che più vacciniamo, più la possibilità abbiamo di far cosa? L'immunità di gregge. Io vi dico solo una roba, per dare una lettura non egoistica: aiutiamo chi non si può vaccinare, non si può vaccinare, non si vuole vaccinare, non si può vaccinare, a metterlo in sicurezza. Pensate a un bimbo immunodepresso, pensate a un bimbo oncologico che magari non si può vaccinare. No, perché sembra che l'immunità di gregge sia una sfida tra chi non se lo fa e chi se lo fa e chi non vuol farsi. No, di mezzo c'è un popolo che ha bisogno del fatto che tutti siano lì attorno a lui a difenderlo. Poi io capisco che questi discorsi magari in qualcuno sollevano sempre agitazione, però noi abbiamo l'obbligo di dire le cose come stanno e sono reali. Ripeto, dopodiché ognuno fa quello che vuole della sua vita, ma di mezzo c'è anche una scelta di comunità. Io non aggiungerei altro, lascerei la parola a voi per delle domande, poi passiamo la parola alla dottoressa Russo, che ha cose interessanti da dirvi sulla scuola. Prego. C'è una roba veloce? Prego Filippo. Buongiorno Presidente,
Ecco, qualcosa di più sulla terza dose, nel senso che mi pare che per gli under 60 non c'è ancora un calendario, non c'è ancora una disposizione di legge. Dalle vostre interlocuzioni con il governo avete appreso qualcosa circa i tempi e le modalità? Io ho l'impressione... Si parla anche di una possibile, non si esclude una possibile estensione della terza dose all'intera popolazione. Allora, io ho l'impressione che accadranno due cose, magari mi sbaglio e me lo rinfaccerete tutta la vita, però la prima è che verrà estesa la terza dose, ma lo dico anche per un semplice motivo, c'è chi se la vuol fare, quindi comunque bisogna trovare un elemento, diciamo, scientifico / giuridico di garantire anche a chi se la vuol fare che se la possa fare. È un dato di fatto. Oggi una persona sotto i 60 anni che ha 59 anni e vuole farsi la terza dose, nessuno gliela fa. Il secondo elemento, penso che la decisione necessariamente, ragionevolmente arriverà nell'ambito di quell'arco temporale che va un po' a dare una risposta alle ultime seconde dosi avvenute negli ultimi 6 mesi. Il vero blocco qual è? Che stiamo parlando di una popolazione che si è vaccinata, cioè gli under 60, mediamente intorno a maggio. Quindi a fine anno di riffa di raffa qualcuno deve dire qualcosa, perché se no c'è qualcuno, cominceremo a avere delle fasce di età che sono fuori, hanno già passato i 6 mesi della seconda dose. Per dire, io l'ho fatto il 12 maggio e poi l'ho fatta l'8 giugno, roba del genere, quindi anch'io avrò questo problema i primi di gennaio. E quindi penso che accadranno queste due cose, comunque le autorizzeranno, perché ci sarà anche la necessità di fare il richiamo per chi lo vuol fare, magari decideranno di farlo in maniera volontaria, non lo so, ma io ho l'impressione che decideranno, perché poi è un fatto di farmaco, quindi diranno che si può fare, punto, ma lo faranno entro fine anno sicuramente, se no poi abbiamo qualche guaio. Prego. Scusa Michela, si era prenotata Silvia Moscati, poi Russi Moro, Piovesan e Vanzana. Buongiorno. Sì, buongiorno Presidente. Molti ultra sessantenni ovviamente hanno fatto AstraZeneca, perché allora tutti domandano: è possibile fare AstraZeneca? Noi abbiamo provato anche a chiedere all'ASL, però attendevamo una sua risposta ufficiale. Poi c'è un'altra questione: qualcuno si è già prenotato, l'hanno prenotato nonostante non fossero completi i 6 mesi dall'ultima dose. In questo caso ci sono problematiche. Li rimandano a casa, se non sono fragili. Hanno accettato la prenotazione perché ce l'hanno proprio la prenotazione. Può essere un bug del sistema. Okay. Perché a me è capitato, una signora mi ha contestato questo e effettivamente la legge dice 6 mesi, c'è la legge, la direttiva. Sì, no, ma glielo dico perché una persona mi ha fatto vedere la prenotazione e non erano 6 mesi. Sarebbe interessante sapere il nome per verificare dov'è il problema informatico, perché magari ci aiuta anche a risolvere il problema di altre persone che povere si ritrovano prenotate per nulla. Sì. Che non sia una fragile. Una di quelli che non fragili avevano 28 giorni, potevano dopo 28 giorni la fascia di quelli proprio delle categorie. No, non è una persona fragile, a 61 anni non ha categoria. Ma potrebbe avere una patologia per la quale è catalogata come fragile. Vabbè, mi informerò. Anche un diabete insulino dipendente va in quella direzione. Mi informerò. Però se ha una patologia, ma ci dica il nome, se ci dà il nome la risolviamo in 3 secondi. E quella di AstraZeneca, che era, perché adesso si parla di seconda dose di Johnson. No, seconda dose di Johnson è un'altra roba, perché si è visto sì, ma siccome sono tutti e due ormai tagliati fuori, c'erano queste domande. No, si fa Pfizer. È un'ulteriore domanda. Si fa Pfizer. Ah, ok. Sì, diciamo, si fanno gli RNA messaggeri, cioè non in tutti e due i casi. Quindi si fa una vaccinazione eterologa. Ok. E peraltro non vi ho detto, ne abbiamo quasi 900.000 dosi a magazzino, 800 e quante sono?
l'ho vista stamattina, 880. 882.000, 7,15. E ovviamente sono Pfizer. 513.000 di Pfizer, 348 di Moderna. Prego, altre domande? Nicolussi Moro. Allora, volevo chiedere se possiamo fare un po' di ordine con Sì. queste terze dosi, così facciamo capire bene la gente. Allora, volevo capire in questo momento noi a chi le stiamo facendo e a quanti pazienti, cioè a quanti over 80 le stiamo facendo, a quanti ospiti e dipendenti delle Non RSA. abbiamo la distinzione per categorie, possiamo averla ma oggi non ce l'abbiamo. Ecco, e dove siamo arrivati? Cioè noi abbiamo iniziato a farle anche ai sanitari, quindi noi abbiamo adesso Sanitari, RSA e tutti gli over sopra i 60. Ovviamente le due categorie più aggredite, oltre ai fragili, i fragili sono anche i fragili. Sì. Le categorie più aggredite sono l'RSA, sanitari e fragili. I fragili peraltro abbiamo iniziato velocissimamente con la convocazione addirittura. Ecco, riuscite a farci avere poi uno schema per capire quante persone... Non so se in giornata, ma riusciamo a farvelo avere. Ecco, tra questi il Ministero della Salute dice oggi bisogna cominciare a fare la terza dose anche a chi ha avuto l'unica dose di Janssen, Johnson & Johnson. Abbiamo iniziato anche con loro o no? No, non è arrivata nulla. Ok, perfetto. Cioè sappiamo che siamo pronti ma non abbiamo visto nulla. E anche dei vaccinati con Johnson & Johnson riusciamo ad avere un numero? Sì. Okay. Poi volevo chiedere un'altra cosa. Posso ricordare una roba, visto che parli di Johnson & Johnson, che salvo qualche caso, diciamo, ma che sono infinitesimali, vi ricordo che questa regione, lo dico anche perché quando vedo le statistiche nazionali, a parte il fatto che noi siamo tra i primi per le vaccinazioni, fra l'altro è uscito Gimbe stamattina, ha detto i primi ad aver vaccinato come performance, parlavano ad esempio del corpo insegnante eccetera, sono proprio i veneti. È uscita Gimbe stamattina con valorizzando il Veneto e mi sembra le Marche, se non ricordo male. Però volevo dirvi una cosa, ricordiamo sempre che questa regione ha fatto la scelta di non fare gli Astra Day e di non scendere sotto i 60 anni col vettore virale, cioè Johnson & Johnson. Capite che se tu fai ai 20 anni Johnson & Johnson, fai un'iniezione e una persona, stai presto ad alzare la percentuale. Quindi questa è veramente una bella percentuale perché è di virtuosità totale per le scelte che abbiamo fatto. Ok. Poi un'altra cosa volevo chiedere, allora il Presidente aveva presentato un po' di mesi fa un progetto interessante che avrebbe dovuto coinvolgere a campione le persone che andavano a vaccinarsi, con un prelievo del sangue prima e dopo per capire la durata degli anticorpi. Ecco, a che punto è questo progetto? Sta andando avanti, dopo la dottoressa dopo vi dice poco. Qualche risultato c'è già? No, un aggiornamento. No, lo dobbiamo presentare, dai. No, chiedo perché mi interessa. E l'ultima cosa, mi segnalano una focolaio. Quattro domande. No, questa è la terza. La quarta? Ma no, Presidente, la terza. Vabbè. Mi segnalano un focolaio importante ad Abano Terme, fra scuole, associazioni di rugby, eccetera. Mi potete dare qualche delucidazione? Non abbiamo i dati. Questa cosa di Abano Terme, però... È di stamattina? È di stamattina? Di ieri. Io l'ho sentita stamattina, però è sotto controllo, nel senso che la seguiamo. Non sappiamo ancora quanti casi ci sono? Ma chiamiamo magari. Se possiamo chiamare... sì, perché Fortuna. riguarda i ragazzini, per cui... Sì, ma dopo avete tutti i dati sui ragazzi. Fra l'altro da noi vanno anche a scuola nonostante il contagio in classe. Oltretutto stiamo facendo una bella roba. E prego, non so chi c'era. Alessia Piovesano. Terza dose sempre. Nella categoria fragili ci sono anziani, immunodepressi e altre categorie con patologie specifiche, anche con patologie sopraggiunte in fase magari per incidenti, aneurismi o... Come conoscere queste categorie? Perché molte persone che sono in categorie che si considerano fragili non sanno se possono accedere alla terza dose. È il vecchio annoso problema, purtroppo sono delle categorie ben censite, quindi
chi ha la percezione di una condizione di fragilità personale ma non si ritrova in questa categoria, mi mettono in loro panni e dicono io c'è. Però noi, se vogliamo dire, dottoressa, così la rispieghiamo sta roba, perché è venuta fuori anche all'inizio, cioè i fragili chi sono? Sono limitati per la terza dose. No, la dottoressa li conosce meglio. Sì, diciamo che per la terza dose sono limitati a due differenziazioni, che sono quelli che hanno la cosiddetta dose addizionale e quelli invece che hanno la dose booster. Allora, quelli che hanno la dose addizionale con un calendario che significa completato con la terza dose, che ha una distanza di 28-29 giorni dalla seconda, sono quelli che si immagina e si pensa possono non avere una risposta ottimale mantenuta nel tempo solo con 2 dosi. Quindi è necessario, per completare il ciclo vaccinale, fare la terza. Sono i soggetti che soffrono di malattie che determinano immunodepressione. Questi soggetti sono principalmente i trapiantati, per cui li abbiamo chiamati, coloro che hanno problemi oncologici in trattamento con farmaci che determinano questa scarsa, risposta immunitaria, ed altri soggetti che per altre patologie autoimmuni eccetera si curano con farmaci che determinano questo tipo di problemi. Infatti abbiamo mandato a tutte le aziende un elenco di farmaci che ci ha mandato AIFA, che sono dei farmaci che le persone magari assumono e quindi determinano quella condizione. È solo un elenco indicativo, per cui ci possono essere altre situazioni che magari vengono riconosciute o dal medico di base o dallo specialista che li cura, per cui viene individuata la necessità, proprio per la terapia che stanno facendo, di essere soggetti fragili, per cui viene fatta la terza dose senza considerare i 6 mesi ma i 29 giorni. Invece la terza dose booster, quindi questa si chiama dose addizionale, la terza dose booster è stata estesa a tutti i soggetti, come diceva il Presidente e l'assessore, sopra i 60 anni, ma anche a tutti i soggetti di qualsiasi età che hanno delle patologie che li espongono a rischio. Queste patologie quali sono? Quelle che abbiamo già affrontato con il piano vaccinale anti-Covid, i soggetti diabetici, insulino dipendenti, i soggetti con malattie croniche, i soggetti con malattie del sistema nervoso, i soggetti obesi, cioè c'è tutta una categorizzazione di soggetti a rischio particolarmente vulnerabili, a cui indipendentemente dall'età viene offerta la possibilità di fare la dose booster. Poi tutti i soggetti sani a partire dai 60 anni. Inoltre la dose booster va fatta ad alcune categorie con maggiore possibilità di rischio, che sono gli ultra ottantenni nelle strutture di comunità, quindi i centri per anziani, e gli operatori sanitari. Ecco, questo è il panorama dell'offerta attuale. Se uno ha un dubbio comunque di essere in questo elenco, certamente può rivolgersi al medico di base. Chiaramente sì, perché il medico di base conosce nello specifico la situazione del paziente, che magari non possiede un'esenzione ticket che lo rende immediatamente riconoscibile dal sistema, ma che invece il medico conosce la sua situazione, o per diagnosi fatta recentemente, oppure perché non ha un'esenzione ma comunque ha una patologia che lo rende un soggetto vulnerabile. Terza dose poi ancora su questo punto. Noi non abbiamo ancora raggiunto il tetto anticorpale entro cui possiamo definirci protetti o a rischio, cioè non conosciamo, ci sono studi che hanno accertato questo tetto massimo per cui ci si può dire protetti oppure non protetti, e quindi dal punto di vista serologico intende. Dal punto di vista serologico si stanno facendo degli studi, perché la vera protezione viene data dagli anticorpi neutralizzanti, quindi si stanno facendo degli studi, delle valutazioni per capire quanti anticorpi neutralizzanti sviluppa un soggetto vaccinato, ma il problema non è tanto quanto, come diceva prima il Presidente, ha fatto un dosaggio e il risultato un certo valore. E quello che non sappiamo, che lo sapremo via via che si seguono
le corti di questi soggetti e quanto tempo durano questi anticorpi neutralizzanti a quel livello, perché è solo attraverso la valutazione della durata della protezione anticorpale specifica che si può capire fino a quando io sono, diciamo, protetto o meno. Ma questo non è una cosa che è nata con il Covid, questa è una cosa che fa parte di tutti i vaccini e quindi nel tempo ci danno la possibilità di assestare un ciclo vaccinale a 2 dosi, a 3 dosi, oppure, dico solo questo, anche ogni volta che necessita. L'esempio più classico è l'antitetanica. L'antitetanica ne facciamo 3 dosi ai bambini appena nati, la 4ª dose a 5-6 anni, la 5ª dose a 14-15 anni e dopo ogni 10 anni almeno, oppure quando uno si fa male ed ha un'esposizione che può essere pericolosa. Quindi non è che ci stiamo inventando niente, esistono delle norme ben precise, delle regole ben precise che regolano il mondo dei vaccini. Il Covid è l'ultimo, ma è quello che naturalmente desta più, insomma, anzi forse come conoscitive. Ultima e poi mi taccio. I guariti da Covid si vedono scadere il Green Pass e quindi dovrebbero fare una dose. Devono fare una dose. Molti dicono non ci fanno nemmeno un sierologico. Non è previsto. Confrontato con un vaccinato a seconda dose per capire se almeno gli stessi anticorpi di uno vaccinato completamente. Perché devo farmi una dose se magari ho lo stesso livello anticorpale di chi ne ha fatte già 2? Perché semplicemente l'ho detto poco fa. Non c'è. Perché non esiste un livello di anticorpi che possa assicurare che quella persona è protetta per tot tempo. Se io ho fatto la malattia e oggi mi vado a fare un prelievo e ho un valore pari a 30 e il mio amico ha fatto il vaccino e ha un valore pari a 30, io non so se il mio 30 durerà per quanto tempo. La prossima settimana potrebbe anche essere sceso. I calendari vaccinali internazionali prevedono che il soggetto che ha superato la malattia faccia almeno la 2ª dose per avere un ciclo vaccinale che si definisce completo. Addirittura le linee guida internazionali dicono che i soggetti fragili che hanno superato la malattia devono fare 2 dosi perché il ciclo vaccinale venga considerato completo. Quindi questa è la stessa stregua delle 3 dosi che facciamo nei soggetti particolarmente fragili, è la stessa cosa. Cioè lo facciamo in via preventiva, quindi? No, lo facciamo per assicurare la protezione che un vaccino deve assicurare, non in via preventiva, per proteggere la persona. Ok. Grazie. No, volevo aggiungere una roba, mi permetto. C'è un terzo aspetto, la quantità, la durata e poi c'è l'immunità cellulare, che questa non riusciamo a misurare. E poi sempre, come si può dire, consigli per non farsi male. Non è che se hai avuto il Covid non sei più infettabile, perché noi abbiamo anche casi di reinfezione, a prescindere dal vaccino, di persone che si sono reinfettate e sono finite in ospedale dopo aver fatto il primo Covid nel primo giro. Quindi la preoccupazione mia è: sono vaccinato, non ho problemi, ho avuto il Covid, non ho problemi. Sono 2 robe da stare attenti nei comportamenti. Prego Alda, scusa. Grazie Presidente, approfitto della dottoressa Russo. Dottoressa, è solo per le dosi addizionali che il periodo è 28-29 giorni, per gli altri sono 6 mesi. Grazie. Presidente, buongiorno. Prego, buongiorno. Lei ci ha dato i dati della percentuale dei vaccinati, gli 80enni, i 70enni, anche i 60enni, insomma quasi ci siamo, perché arriviamo all'89,6% sulla popolazione vaccinabile, cioè chi ha più di 12 anni. Al convegno che avete organizzato lunedì, gli esperti che avete invitato hanno detto, il professor Rezza e anche Brusaferro, che viste le varianti l'immunità di gregge o di comunità si raggiunge quando siamo al 90%. Quindi la domanda che le faccio è: secondo lei, premesso comunque che il virus viaggia tra regioni, quindi potremmo raggiungerla in Veneto, ma poi insomma il virus si muove, secondo lei raggiungeremo mai in Veneto questa percentuale? E la seconda domanda: lei
ogni tanto, abbastanza spesso, tratta il tema della divisività, cioè del fatto che questo argomento, i vaccini, il tampone, il Green Pass, siano molto divisivi e teme una spaccatura della società, o comunque, anche se è una fetta molto minoritaria, quelli che non si sono vaccinati, soprattutto tra i cinquantenni, i 30-40enni, c'è uno zoccolo duro che di fatto non si vuole vaccinare, e basta vedere i dati, i booster hanno superato ampiamente le prime dosi. C'è stata una risposta, visto che lo dice spesso, da parte del governo di una campagna informativa, oppure non ha avuto nulla di risposta? No, intanto partirei dalla prima cosa, cioè un dato che ci deve fare riflettere, su quale potrei dire ragioniamoci sopra, no? È il fatto che dai 18 ai 65 anni abbiamo 590.000 persone, quelle che definivamo in età lavorativa, per praticità nei conti che facevamo per i famosi tamponi del Green Pass, che non si sono vaccinati. Quindi dai 18 ai 65 anni ne abbiamo quasi 600.000, nonostante la nostra alta percentuale. Arriveremo mai al 90%? Non ho la sfera della verità. Di certo la campagna vaccinale è passata da punte da 20.000, 25.000 degli ultimi mesi di prenotazione, diciamo quella estiva, post diciamo agosto, fine agosto, primi di settembre, ai 1.500 di oggi. Abbiamo avuto un periodo di flat intorno ai 4.500 vaccinazioni al giorno, prime dosi, per circa un mese, il settembre-ottobre, e poi siamo pian piano scesi. Ho l'impressione che stiamo andando verso il fondo del barile, no? Allora, ipocrisia vuole che si dica innanzitutto che al 100% non ci arriveremo mai. Mi sembra evidente, vedendo anche qualcuno che va in piazza, non penso che restino tutti folgorati sulla via di Damasco. Arrivare al 90% sarebbe un grande obiettivo. Noi adesso sicuramente ci avvicineremo all'85%, insomma abbiamo ragionevoli proiezioni per dire che all'85% ci arriviamo. Dopodiché ogni giorno è un giorno in più per la vaccinazione. Campagna vaccinale. Io trovo strano e anche ingiustificabile, ho vissuto questa partita con due governi, no? Il Conte 2 e il governo Draghi. Ho detto a entrambi i governi, in più riunioni, occupiamoci della comunicazione istituzionale. Se voi pensate non c'è una comunicazione istituzionale di supporto alle vaccinazioni, o se volessimo proprio dirla tutta, di supporto all'informazione della quale i cittadini hanno diritto. Perché penso che alcune fake news, lo dicevo anche lunedì al convegno, se parlo con un giovane che non si è vaccinato, non sono tanti perché si stanno vaccinando, uno degli adagi più ricorrenti è quello di dire non mi vaccino perché il vaccino rende sterile. Voi fate un sondaggio e ne trovate tanti, no? Questa è una fake news, non è una fake news, ma qualcuno a livello istituzionale deve rispondere alla comunità. E così i danni postumi che avremo con il vaccino, le coagulazioni, perché il vaccino contiene grafene e quindi darà vita a delle coagulazioni, c'è altre menate del genere. Beh, del resto, se vi ricordate, quando c'è stato il grande dibattito sui vaccini per i bimbi, anche allora uscirono le impurità, cioè ci sono metalli, eccetera, tutti questi ragionamenti. Io non sono esperto, dico semplicemente che le istituzioni hanno un obbligo, è quello di mettersi la faccia. Come si spiega il fatto che nonostante non ve lo so tutti i dire. appelli non ci sia una risposta? Non ve lo so dire, non lo so, probabilmente si pensa che non sia utile, però io penso sia utile anche perché nel contingente tra le persone che non si sono vaccinate ad oggi, molte non l'hanno fatto perché hanno paura, hanno avuto solo delle informazioni, e noi, abdicando al ruolo di informare, lo abbiamo delegato direttamente ai social media, all'interno dei quali le informazioni viaggiano alla velocità della luce. Cioè, se noi oggi dovessimo fare una sintesi del Covid, il Covid ha aumentato le velocità relazionali, pensateci, e comunque delle dinamiche sociali. Quindi io penso che il vero problema, se il governo dice che l'obiettivo è arrivare al 90, 95, 100%, non so cosa la percentuale che vi piace di più, è fondamentale parlare ai cittadini. Dopodiché resto fermo sul fatto che noi non possiamo
immaginare che il Covid sopravviva al Covid come spaccatura sociale. È una componente minoritaria, io rispetto delle idee di tutti. Penso che abbiano diritto di manifestare, ci mancherebbe, dopodiché dobbiamo preservare la libertà di ognuno, no? Dei negozianti che devono avere il diritto di alzare le saracinesche durante i fine settimana, non tenerle abbassate perché le manifestazioni sono in corso, dei cittadini che hanno diritto ad avere la loro libertà. E uno può dire, ma allora cosa vuol dire azione di pacificazione? Non sto dicendo che bisogna rivedere i piani di sanità pubblica, sto dicendo ad esempio che se guardo da una parte della barricata penso che ad esempio il grande contingente, perché c'è, di chi protesta semplicemente perché ha l'obbligo del tampone per andare a lavorare, lo potremmo risolvere autorizzando lo stesso tampone con la modalità fai da te presso l'azienda. Io mi sono sentito delle risposte a livello nazionale che comprendo. Dico, vabbè, ma c'è il medico aziendale, sì, ma l'80% delle nostre imprese ha meno di 15 dipendenti. Su 15 dipendenti, signori, quanti ce ne sono non vaccinati? 1, 2? Cioè, è impensabile che un artigiano si procuri il medico aziendale ogni 48 ore. Lo può fare la grande industria che ha 1000 dipendenti, poi fra l'altro non esiste. Allora, il fai da te, se dovessimo controllare la glicemia per gli eventuali diabetici, non è che gli diciamo vai in ospedale a farti prelievo, c'è lo stick, c'è il test rapido per misurarsi, non è che uno si porta. Ecco, quindi questo da una parte. Dall'altra parte quali sono i toni? Se da una parte chi governa potrebbe ad esempio andare incontro con l'autorizzazione di test rapidi che sono riconosciuti, fra l'altro annunciamo, e ci fermiamo qui, dell'ECDC a livello internazionale è stato sancito ieri che i test rapidi sono validi. Finalmente è finita anche questa discussione. Facciamo vedere il pezzo di carta, adesso no poi dice che non sia vero. Eccolo qua, guardate. Dottoressa come una brava studentessa che ha sottolineato tutto, messo tutti gli appunti. È uscito allo stampato ieri pomeriggio. Fra l'altro, aggiungo, su tutta la linea, fra l'altro dicendo cosa? E si dice, ma c'è stata un'autorizzazione a 360 gradi con un altro documento che è riconosciuto valido per il Green Pass anche a livello europeo. Cioè non c'è neanche più il problema di dire il tampone non funziona, non va. Ecco, un'attenzione che io non è il mio mestiere, leggo le carte che scrivono quelli che dovrebbero sancire. Allora, da un lato questo, dall'altro la pacificazione passa attraverso anche una forma di protesta dove io direi che le aggressività verbali, non voglio neanche parlare di quelle fisiche perché gli esempi che abbiamo visto a Roma penso che non c'entrino nulla con la protesta, no? Sono da condannare senza se e senza ma, soprattutto le violenze, ma anche il linguaggio ha un suo senso, soprattutto se quando sei un capopopolo indichi la via. Sapete, cioè, se tu monti un cavallo, la prima volta roba che ti spiegano è che il cavallo va dove gli dici di andare, quindi devi avere cura e rispetto per l'animale perché lui rischia di farsi male, perché lui va. E a volte c'è qualcuno che ragiona come un cavallo, ascolta e va. Quindi bisogna stare attenti perché poi c'è una responsabilità anche, non solo, anche di comunità, no? Io penso che se rientrassimo in un confronto che sia meno aggressivo anche nei toni e che il governo riconoscesse, ad esempio, ho fatto l'esempio dei test fai da te, forse riusciremo a fare un po' di percorso assieme. Vedere famiglie spaccate a metà da questi dibattiti, le avete conosciute tutte queste situazioni, o amicizie che si vanno, come si può dire, dissolvendo perché ormai non si riesce più a ragionare, cioè, diventa una guerra di religione, non va bene. Scusatemi, Ci sono altri interventi in domande per il Presidente? Altrimenti passiamo la parola alla dottoressa Russo, che ringrazio, vi parlerà delle scuole, io vi saluto, vi parlerà anche del valore dei numeri che ci dicono che ancora l'infezione veramente la stiamo controllando, anche l'incidenza nelle scuole, insomma vedrete sono numeri che, rispetto poi il nostro progetto Scuole Sentinella, che è quello che ci dà più soddisfazione perché insomma di numeri ne abbiamo fatti tanti, 11.727 giusto? E quindi avete uno spaccato anche per assicurare i genitori rispetto a alcune dinamiche scolastiche. Grazie e buona giornata. Lascio.
Buongiorno a tutti. Allora, vi porto alcuni dati per quanto riguarda la scuola. Abbiamo nella nostra valutazione che facciamo settimanalmente, abbiamo un sistema che ci permette di vedere qual è l'andamento. Vi dico che la situazione, come diceva il Presidente, è abbastanza sotto controllo. Abbiamo dal 15 settembre, per quanto riguarda gli studenti, quindi di tutte le varie fasce d'età, quindi a partire dallo 0-6 alla scuola primaria, alla scuola secondaria di primo e secondo grado, abbiamo avuto 2.327 positivi. 141 positivi invece sul personale scolastico. Quindi in totale, adesso non so proprio i numeri precisissimi, ma 800.000 sono tutto il mondo degli studenti e 107.000 sono gli operatori del personale scolastico. Quindi 141 su 107.000 e 2.327 su 800.000 studenti. Quindi pur essendoci delle positività, sono dei numeri che al momento non ci preoccupano. Poi abbiamo, se volete sapere qual è l'andamento di questa settimana, è chiaro che ogni caso, questo lo dobbiamo chiarire, ogni caso positivo, sia che si tratti del mondo della scuola, sia che si tratti del mondo extrascolastico, genera, come sappiamo, un'indagine epidemiologica, quindi l'individuazione di contatti e poi il tema della quarantena oppure del monitoraggio. Allora, i soggetti che sono stati in totale interessati sia come soggetti positivi, li abbiamo già detto, come soggetti in quarantena oppure monitorati in totale sono stati 35.379. E di questi una parte chiaramente in quarantena e una parte in monitoraggio. Qual è la distinzione su questo? L'abbiamo già sperimentato l'anno scorso, l'abbiamo portato avanti per quasi tutto l'anno scolastico, tranne il periodo in cui avevamo un'alta incidenza, per cui non si riusciva più a seguire il monitoraggio per ogni classe, per cui avevamo sospeso, poi le scuole in parte sono state chiuse, ma noi abbiamo attualmente un protocollo che prevede che nel momento in cui in una classe abbiamo un soggetto positivo, naturalmente tutti i ragazzi stanno a casa fino a quando, nell'arco di brevissimo tempo, e la maggior parte delle ULSS hanno fatto in queste ultime settimane anzi delle corsie preferenziali per la scuola, per cui si garantisce che nel più breve tempo possibile, 24 massimo 48 ore, tutti i bambini della classe interessata, i ragazzi della classe interessata fanno il test. Se tutti i soggetti se tutti gli studenti sono negativi, tornano in classe. Quindi questo a garanzia del fatto che la scuola sia in presenza, elemento estremamente importante per tutti i motivi che tutti conosciamo benissimo, sia per gli studenti che per le famiglie stesse. Perché parliamo di monitoraggio? Perché sappiamo anche che questi ragazzi, questi bambini che tornano in classe sono in una sorta di comportamento controllato. L'avevamo detto l'anno scorso, l'abbiamo anche scritto, cioè si raccomanda ai soggetti che tornano in classe ma sono state nella classe dove c'era il positivo di avere un comportamento responsabile che dipende dal bambino, dal ragazzo, ma dipende anche dalla famiglia. Quindi niente feste, niente centri sportivi per quei 10 giorni che sono quei giorni che noi consideriamo come di massima durata, per cui possono presentarsi delle positività, hanno un comportamento e evitano quelle che sono le attività che possono portare naturalmente a diffondere l'eventuale positività. Ecco, questo è attualmente il nostro protocollo. Se vediamo questa settimana abbiamo 4.848 studenti in quarantena e 5.496, quindi 5.500 in monitoraggio, questa sorveglianza particolare di cui abbiamo appunto parlato.
L'andamento di questa settimana è leggermente in aumento rispetto alla settimana scorsa. Possiamo interrompere, sì, dottoressa, giusto per, altrimenti ricominciamo poi da capo. Quindi 4.848 studenti sono in quarantena, cioè sono a casa. Sì. E stanno a casa quanti giorni? Stanno a casa, dipende, se sono vaccinati stanno a casa 7 giorni, se non sono vaccinati stanno a 10 giorni. Okay. Questo lo stabilisce la circolare del Ministero. Mentre i 5.496 in monitoraggio sono rientrati a scuola ma devono comportarsi, tra virgolette, in maniera più controllata. Sì, questa è la situazione proprio di questa settimana. Se volete quelle del personale scolastico, vi dico che in quarantena ce ne sono 307 e invece 430 sono in monitoraggio. Quelli in quarantena sono i positivi? No, in quarantena sono i contatti stretti di soggetti positivi, perché solo i positivi sono in isolamento. La quarantena si distingue perché sono persone che stanno a casa ma non sono positivi. Scusi, 307 e 430. Chiedo scusa un secondo per favore, colleghi, quando interloquite accendete il microfono perché altrimenti non ci sentono, grazie. Allora, poi ci sono anche, ma questo insomma lo ripetiamo per evitare che ci siano delle interpretazioni sbagliate. Quando parliamo di scuola 06, di fascia 06, in questo caso se c'è un caso positivo stanno tutti a casa. Ecco. È solo dalla scuola primaria in su che abbiamo questo tipo di suddivisione. Perché? Perché naturalmente i bambini piccoli facciamo fatica ad avere una sicurezza del fatto che non siano venuti a contatto, proprio perché insomma il distanziamento, le mascherine eccetera che sono previste per la scuola non vengono, insomma non possono essere naturalmente applicate per quelle fasce di età dei più piccoli. Dottoressa, scusi, ma se invece dalla primaria, quindi dalla prima elementare come la chiamiamo normalmente, si trovano 2 positivi, stanno a casa tutti? Al momento stanno a casa, c'è un protocollo che attualmente abbiamo, insomma, con cui abbiamo lavorato con l'Istituto e col Ministero, che ancora insomma è fermo, però c'era anche questa valutazione dei 2 casi. Se per caso, ha già risposto, se per caso quando rientrano dopo aver fatto il tampone se ne trova un altro, ovviamente stanno a casa. Certo, stanno a casa, è chiaro. Ecco questo, poi diciamo che questi casi si distribuiscono principalmente nei più piccoli, il 34% di tutte le positività, e poi un po' meno per quanto riguarda le altre fasce di età. Oltre a questo, che naturalmente è la situazione delle positività, dei monitoraggi e delle quarantene, come dicevamo prima abbiamo le scuole sentinella. L'anno scorso avevamo avviato un percorso sperimentale di sorveglianza delle scuole sentinella che poi è diventato nazionale. Abbiamo, vi dico i dati delle scuole sentinella, al momento 60 scuole coinvolte, quindi che comprende all'incirca sui 16.000 studenti che possono, insomma, che rientrano in questo ambito. Abbiamo un'adesione pari al 70%, quindi un'adesione molto alta, però abbiamo concordato tutte le modalità con l'ufficio scolastico regionale e anche con i dirigenti scolastici, a cui abbiamo spiegato tutto il sistema, perché sapete che nelle scuole sentinella il prelievo viene fatto tramite tampone salivare, per cui vengono consegnate le salivette agli studenti. Questi la mattina raccolgono la saliva, la portano in classe, hanno già l'etichetta e praticamente vengono raccolte e poi portate in laboratorio. È un tampone di tipo molecolare. Di questi abbiamo fatto 11.727 test e finora abbiamo trovato 7 positivi. Questo perché è importante? Perché allora abbiamo da un lato il sistema che ci consente di individuare i positivi, che generalmente quando li riscontriamo, quei 2.000 casi che vi abbiamo detto adesso, dal 15 settembre sono i soggetti che hanno avuto una sintomatologia, quindi sono andati dal medico, hanno fatto il test e si sono riscontrati positivi. Abbiamo avuto la possibilità
di circoscrivere, di considerare, diciamo, il monitoraggio di tutta la classe e della famiglia. Invece quando abbiamo le scuole sentinelle, lì lo facciamo su tutti, quindi anche su tutti i soggetti asintomatici, e come vedete, insomma, la positività per fortuna allo stato attuale è molto molto bassa, e abbiamo visto che, anche perché tutte le aziende hanno la disponibilità a spiegare, ad informare anche i genitori per quanto riguarda il test salivare, abbiamo una buona compliance, quindi un 70% di adesione, ma contiamo che questo via via aumenti. Quindi diciamo siamo insomma abbastanza soddisfatti di come stanno procedendo le cose. Abbiamo, rispetto alla scorsa settimana, nell'ambito di tutti i positivi scolastici, un leggero aumento, che comunque è in linea con il leggero aumento che abbiamo visto anche diciamo nei dati di tutti i giorni, quindi il nostro è un monitoraggio abbastanza insomma puntuale e continuo. Poi vorrei dire una cosa che forse non è scontata, è che tutto questo sistema di sorveglianza, sia che si basi sul soggetto positivo perché è sintomatico, sia sul sistema delle scuole sentinella, è basato sull'esistenza di una rete che è costituito da un referente Covid della scuola e un referente Covid nel SISP di riferimento. Quindi c'è una rete, diciamo, di collaborazione e di accordo su quelle che sono le misure che vanno intraprese, che rende questo sistema molto funzionale e molto importante per il monitoraggio della circolazione del virus. Ecco, questo ci tenevo a dirlo. Quindi questa è la situazione insomma della scuola in generale e delle scuole sentinella. Grazie dottoressa Russo. Se l'assessore Lanzarin ha qualcosa da dirci. No, rispondiamo solo. Allora, no, ma si sente. Ho fatto una verifica su Abano, non ci risultano cluster, c'erano 4 turisti, di cui 2 stranieri che sono anche già rientrati, quindi tutto molto sotto controllo, non ci risultano altri focolai. Scusi dottoressa Russo, soltanto una cosa tecnica. Le scuole sentinella comprendono sempre i ragazzi da 0 a 18 anni oppure solo elementari, medie e superiori? No, adesso anche le primarie. Sì, l'anno scorso avevamo fatto un progetto solo sulle scuole secondarie e sulla terza media. Okay. Perché erano i ragazzi insomma più grandi e l'avevamo fatti con i test di terzo livello, rapidi di terza generazione, scusate. Invece quest'anno comprendono a partire dalle primarie. Il progetto da 6 anni. Il progetto nazionale, diciamo, prevede fino alla, come ricordava bene l'assessore, fino alla scuola secondaria di primo grado, ma avendo fatto noi anche l'anno scorso le scuole secondarie di secondo grado, li abbiamo inserite e quindi abbiamo allargato, perché quello era il target, diciamo, definito a livello centrale. Poi le regioni, se volevano, potevano estendere. Noi abbiamo ricompreso, visto che avevamo avuto un'alta adesione anche delle scuole secondarie, abbiamo ricompreso anche le scuole secondarie. Ecco, di secondo grado. Il prelievo, sempre nel progetto Scuole Sentinella, che cadenza ha e dura fino alla fine dell'anno scolastico anche quest'anno? Sì, allora ha una cadenza quindicinale, quindi gli stessi studenti ogni 15 giorni fanno questo tampone salivare. Poi è partito all'inizio della scuola, già noi il 15 settembre eravamo pronti, proprio perché avevamo questo background, diciamo, di organizzazione con l'ufficio scolastico regionale, e continuerà fino alla fine della scuola. Perfetto, grazie. Dell'anno scolastico. Cristina Giacomuzzo ha una domanda per la dottoressa Russo. Sì, non avevo capito un numero, 34% era il dato che lei riferiva riguardo dei positivi più piccoli, quindi vuol dire 0-6 anni, dottoressa? Sì. Ok. E avete fatto anche un'analisi dei luoghi, cioè ci sono stati da settembre ad oggi dei focolai che hanno colpito, che ne so, più una provincia rispetto a un'altra, più una scuola rispetto a un'altra? Non abbiamo avuto questo tipo di differenziazione marcata tra un'azienda e l'altra, non si riscontra al momento, cioè non abbiamo un'area territoriale. Perché se noi andiamo a vedere, tra l'altro nel report che il servizio epidemiologico regionale ci fa
settimanalmente di tutta la regione, vediamo che non abbiamo delle zone che abbiamo avuto nel passato che sono più diciamo positive di altre, dove abbiamo una maggiore concentrazione di soggetti positivi rispetto agli altri. Quindi, perché sapete insomma che a livello regionale abbiamo al momento un'incidenza che è di 40 soggetti su 100.000, con una distribuzione insomma dei casi abbastanza uniforme, per fortuna insomma una colorazione della regione ancora sul chiaro, ecco. Non dico bianco, ma insomma chiara. Ecco. Posso chiedere poi un'altra cosa, un altro argomento? Sì. Riguarda il vaccino contro l'influenza. Dal 2 all'ora si parte, chiedo conferma, quindi i ultra sessantenni che hanno preso l'appuntamento, che ne so, al lab vaccinale della propria USL potranno in quel momento esprimere il desiderio, la volontà di farlo, oppure devono prenotarlo prima in qualche altro modo, devono farlo tramite medico di base? Allora, la campagna antinfluenzale l'anno scorso voi sapete che è stata fatta per l'85% dai medici di base. Noi riteniamo insomma che anche quest'anno quindi la maggior parte dei vaccini verranno fatti, infatti noi le aziende sanitarie hanno già la distribuzione in base alla popolazione che può fare il vaccino per ogni singola azienda e stanno già prendendo contatto ogni singola azienda con i propri comitati di medici di base per la distribuzione. Poi è chiaro che terremo qualcosa anche negli hub vaccinali perché se uno arriva e chiede lo possa fare insomma senza prenotazione. Oggi non abbiamo previsto prenotazione per l'antinfluenzale, però la nostra intenzione è quella insomma che venga fatto soprattutto da parte dei medici di medicina generale. Loro faranno anche la terza dose, quindi loro adesso entreranno in campo in maniera più massiccia anche per la terza dose, anche per altri vaccini insomma che abbiamo inserito, ma soprattutto terza dose antinfluenzale perché lo possono fare in contemporanea. Quindi il mese di novembre secondo noi sarà un mese che vedrà anche per quanto riguarda le terze dosi probabilmente dei numeri molto diversi. Se non ci sono altre domande. Dottoressa, l'ultima cosa, già che ci siamo, ci dà anche le percentuali, oltre al 34% dei piccoli, anche delle altre età? Sì, così facciamo un quadro completo, grazie. Allora abbiamo 34,306, 27,7 primaria, elementare. 23,7 secondaria di primo grado e 17,5 la secondaria di secondo grado. Bene, se non ci sono altre domande chiudiamo qui, grazie. Grazie. E alla prossima.